Prima gara casalinga del campionato di promozione al girone A per il rinnovato Gemini, che dopo una stagione, quella scorsa, da protagonista e un'estate altrettanto da protagonista, si prepara ad ospitare l'Aspra per la seconda giornata di campionato. Con le immagini prodotte da Giulio Tasca entriamo nel vivo di questo match giocato in un Lobue come sempre pieno e ricolmo di entusiasmo. La prima occasione da gol la creano proprio i padroni di casa con questa giocata sulla sinistra che va a smarcare Mormino, il quale incrocia col mancino, la palla attraversa tutto lo specchio della porta. Carnevale sembrava battuto. Poi prima imperversata offensiva della gara per l'Aspra con questo tentativo di sforbiciata di Marco Clemente, la palla messa in mezzo, pochi problemi, anzi nessun problema per Mirko De Miere. Poi si riaffaccia in avanti il Gemini che sviluppa sulla destra con Licata, la palla messa in mezzo che arriva in qualche modo a Giorgio Stassi, il quale colpisce non benissimo col destro, ma occhio a questa palla gol molto importante per il Gemini. La palla spiove all'interno dell'area di rigore, non riesce a ribadirla in rete nessuno. Poi in qualche modo la difesa dell'Aspra si libera dopo il tentativo di Capitan Messineo di testa, senza però inquadrare lo specchio. Prova e va molto vicina ad inquadrare lo specchio ancora una volta Stassi in girata, il quale poi nell'azione successiva ci prova anche col sinistro, ma la mira è ancora una volta poco precisa. Con le immagini passiamo al secondo tempo, perché la partita si sblocca. Colpo di testa vincente da parte di Colle, il quale anticipa l'uscita di Carnevale sul calcio d'angolo, e allora può esplodere il pubblico dell'Obue, perché segna il Gemini 1-0 a segno Colle, entrato dalla panchina. E mai ingresso fu più utile. Non si ferma la squadra di casa con questo pallone messo in mezzo, l'uscita un po' così di Carnevale. La palla arriva a Giorgio Stassi, che col destro ha il tempo di controllare, guardare dov'è vuota la porta e inquadrare per il 2-0. L'esplosione ancora del tifo organizzato biancorosso per quella che oggi gioca in maglia nera. Altro calcio d'angolo per il Gemini che non si vuole fermare. Questa volta l'uscita di Carnevale è precisa, la palla in qualche modo rimane lì. Poi tentativo di Muratore che non trova i pali, ma può bastare così per il Gemini, che dunque si sblocca anche in casa dopo lo 0-4 di Misilmeri contro il Città di Casteldaccia, battuto 2-0. Un ottimo Aspra, bravi Collei e Stassi a segnare. Da Sportisiri per il momento è tutto, alla prossima.